I consorzi di bonifica sono da anni impegnati nel cercare di far crescere la consapevolezza verso i cittadini del rispetto del proprio territorio, ma soprattutto la conoscenza dello stesso, perché conoscendo il proprio territorio, conoscendo come l'attività dell'uomo ha governato e ha reso quasi artificiale tutto ciò che noi vediamo, forse avremo più attenzione al territorio dove viviamo. Il festival è un format importantissimo che abbiamo voluto inserire all'interno della settimana della bonifica, che già da anni ormai il sistema di consorzi porta avanti, come un modello nuovo, ricco di appuntamenti, ricco di alternative rispetto alla semplice comunicazione, a volte scientifica, a volte più tecnica, ma coinvolgere le persone attraverso tour guidati, attraverso le visite ai nostri impianti idrovori, a spettacoli che parlano di acqua, che parlano di conoscenza del territorio stesso. Ecco, questo è un po' il modello a cui noi vogliamo tendere. L'attività di consorzi di bonifica è un'attività da sempre silenziosa, fatta nelle campagne, fatta nei territori, fatti lontano dai centri urbani molto spesso, e che non è mai stata all'attenzione della cittadinanza, perché occupandoci di problemi molto tecnici, di problemi di organizzazione del territorio, molto spesso i cittadini non lo percepiscono, ma vedono a volte solamente la pozzanghera sotto casa e si lamentano perché piove dal cielo. L'attività di consorzi di bonifica invece è molto più complessa. 25.000 km di canali, 400 impianti idrovori, un terzo del nostro Veneto sotto il livello del mare, dove l'acqua non defluisce naturalmente se non viene sollevata tutti i giorni dell'anno per portarla a mare. Questo fa del nostro territorio veneto un territorio altamente a rischio idrogeologico, dove vivere vuol dire conoscere bene l'acqua, conoscere bene il governo del territorio stesso. Tutto ciò è frutto della nostra attività, di un'attività costante, giornaliera, che ha portato il Veneto ad essere una tra le migliori regioni più sicure della nostra nazione, dove abbiamo insediato città, dove abbiamo costruito attività economiche e dove abbiamo una tra le agricolture più importanti d'Europa. Questo è frutto del governo della risorsa, dell'acqua, sia quando ce n'è tanta che quando serve, da parte di consorzi di bonifica. In campo ci sono tutti, dai consorzi di bonifica, gli 11 consorzi, che insieme con il Veneto Orientale, che fa da capofila nell'organizzazione di questo evento, l'università che ci ha dato un supporto straordinario, che sta mettendoci tutte le energie per la buona riuscita della manifestazione, le organizzazioni agricole e tanti sponsor che ci hanno aiutato, in primis però il patrocino della Regione, che ha inserito l'evento tra i grandi eventi della Regione e che ci sostiene anche finanziariamente. Ecco, è un gioco di squadra che ha portato l'anno scorso ad un grandissimo risultato. Lo porterà anche quest'anno, ma soprattutto ci lancerà verso il centenario in maniera molto determinata e fortissima.